Era rientrato più volte in Italia nell'ultimo periodo. I carabinieri lo hanno atteso e arrestato all'aeroporto di Fiumicino. Per Dorin Preguzza, 23 anni, moldavo, è scattato il fermo per indiziato di delitto. Secondo le indagini era stato lui, la notte di Pasquetta di 2 anni fa, a uccidere Florin Ciobataru, 37 anni, romeno, assassinato all'esterno del bar Luna Rossa di Piazzale Castagnara a Cadoneghe. Era la notte del 5 aprile 2015, quando i carabinieri trovarono sull'asfalto all'esterno del locale il cadavere di Ciobataru, compagno della titolare. Dalle indagini svolte, anche sentendo testimoni e visionando le telecamere del locale della zona, gli investigatori accertarono che la vittima stava cercando di allontanare da Luna Rossa avventori moldavi, 2, entrambi in stato di ebbrezza, che infastidivano gli altri clienti. N'era nata una colluttazione nel corso della quale uno dei 2 aveva spinto la vittima facendola precipitare dalla tromba delle scale esterne. I carabinieri riuscirono ad identificare il presunto responsabile, all'epoca dei fatti non ancora 21enne, che nel frattempo era fuggito all'estero. Si è scoperto che il giovane era rientrato più volte in Italia nell'ultimo periodo. Gli investigatori hanno quindi atteso il suo ennesimo arrivo allo scalo romano e qui, con la collaborazione della polizia di frontiera, è stato fermato appena sceso da un volo della Air Moldavia. Al giovane è stato notificato il fermo di indiziato di delitto ed è in carcere a Civitavecchia a disposizione della Procura di Padova.